Al termine dell'estate i vicentini potranno contare sul secondo bacino di laminazione dell'intera provincia dopo quello di Montebello, un'opera da 21 milioni di euro che in caso di necessità sarà in grado di salvare Vicenza dalla devastazione di una nuova alluvione. L'opera finalmente possiamo dire è praticamente conclusa, finiremo i lavori a settembre. Per quel periodo avremo altri 2 o 3 mesi per un tempo tecnico per i collaudi funzionali e quant'altro. Al termine di questo periodo saremo in grado di farla funzionale nel momento del bisogno per poter invasare, cioè togliere dal torrente Timonchio fino al massimo di 3.800.000 metri cubi d'acqua. Dal concetto di emergenza al concetto di prevenzione, quindi, che in parte l'Italia deve ancora comprendere appieno, e queste importanti opere idrauliche sono simbolo di un mondo che cambia, che è capace di adeguarsi alle necessità per preservare il più possibile il territorio e chi lo abita. L'esempio che siamo qui oggi dimostra la capacità dei consorzi di mettere in campo la progettualità e la capacità del fare con la capacità di spesa. Questo è il modello che vogliamo portare avanti nel nostro Paese, un modello importante, un modello che mette insieme la sicurezza idraulica con la valorizzazione ambientale e con le attività ludiche. Tutto questo lo facciamo con la consapevolezza che è un percorso lungo ma un percorso di futuro per il nostro Paese.